Tragedia la scorsa notte a Vicenza, una coperta elettrica prende fuoco, il padrone di casa lo porta fuori, spegne l'incendio per salvare la moglie, però si accascia a terra e muore. Scontro frontale a Gazzo Padovano, muore una ragazza di 22 anni, stava raggiungendo il palazzetto dello sport per giocare la sua prima partita nel campionato di Serie C di calcio a 5. Dramma ieri a San Stino di Livenza, l'auto finisce fuori strada, termina la sua corsa nel giardino di un'abitazione. Il passeggero della vettura perde la vita, è un padre di 40 anni, di un ragazzino. Paura sui colli euganei per due incendi, il primo quasi completamente distrutto una villetta ad Abano Terme, ferito il proprietario, il secondo rogo scoppiato in un bosco a Torreglia. Protesta degli autotrasportatori a Venezia, bloccato il porto in entrata e uscita questa mattina per chiedere il rinnovo del contratto fermo da 2 anni e per dettare nuove condizioni non trattabili. Tragedia sfiorata ieri sul Grappa, un escursionista trevigiano di 60 anni è rimasto ferito alla gamba dopo essere stato colpito da un frammento di roccia che si è staccato dalla parete. Sgarbi torna a scagliarsi contro l'ipermercato davanti al Castello del Cataio, parole durissime per il sindaco che annuncia già una nuova querela. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Avete sentito dunque in primo piano la tragedia che si è consumata la notte scorsa a Vicenza. Un uomo è morto dopo aver spento un incendio scoppiato nella sua abitazione. I dettagli in diretta telefonica con Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza. Tragedia nella notte in via Lago del Maltese in città, dove un 81enne è morto mentre cercava di portare fuori dalla camera da letto la termocoperta posizionata dalla parte del letto della moglie, 78 anni, che aveva preso fuoco. Pare che l'impianto elettrico della stessa coperta si sia surriscaldato intaccando il materasso. In fumo acre, l'odore hanno svegliato i coniugi. L'anziano avrebbe tentato di salvare la consorte cercando di liberare il letto e portando via proprio il materiale bruciato, ma improvvisamente si sarebbe accasciato a terra una volta giunto all'altezza del bagno. La moglie, sebbene lievemente intossicata dalle esalazioni, ha subito dato l'allarme. I sanitari del SUEM hanno tentato il tutto per rianimare l'81enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i pompieri, che hanno liberato la camera dalla coperta e dal materasso compromessi, e hanno messo in sicurezza il sito. Per il momento questo è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato. Una giovane di 22 anni ha perso la vita invece in un incidente stradale in questo fine settimana a Gazzo Padovano. Quella sera avrebbe dovuto giocare la sua prima partita nel campionato di Serie C di calcio a 5, ma un destino tragico non l'ha mai fatta arrivare al Palasport di Cittadella. Giorgia Bilato, 22 anni, ha perso la vita in un incidente stradale in via Roma a Gazzo Padovano. La ragazza era una giocatrice della SD 90 calcio a 5. Quella sera era in programma una partita con la squadra di Galliera Veneta. Lo scontro frontale tra i due mezzi non ha lasciato scampo alla giovane. Al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente dell'altro mezzo coinvolto è riuscito a uscire dall'auto da solo, ma è stato colto da malore e ricoverato all'ospedale di Cittadella. In un post pubblicato sulla pagina Facebook della SD 90 calcio a 5, le compagne di squadra hanno scritto: "Increduli, ti ricorderemo sempre così", un ricordo commosso per un'amica che non c'è più. Poi il grave incidente a Quarto d'Altino, a perdere la vita un 40enne di Marghera. Un 36enne di Quarto d'Altino ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il terrapieno di un fossato, concludendo la sua corsa nel cortile di una casa privata. Davis Boscolo, 40enne di Marghera, che era seduto nel posto del passeggero, è morto nonostante i soccorsi dei sanitari del 118, mentre il conducente, un carpentiere, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri di San Donà e i vigili del fuoco. Al vaglio delle forze dell'ordine la causa dell'incidente, un colpo di sonno oppure una velocità elevata in corrispondenza della curva. I militari dell'Arma hanno comunque richiesto ai medici di eseguire gli esami per stabilire l'eventuale presenza di alcol nel sangue del conducente. L'auto è stata posta sotto sequestro. La notizia ha subito raggiunto Marghera, dove il 40enne viveva con la moglie. Lavorava in una vetreria di Piombino Dese nel Padovano. Era uno degli operatori di punta, un maestro nel modellare il vetro, tanto che i video che lo immortalano all'opera si contraddistinguono per le decine di complimenti che sottolineano la sua bravura. Appassionato di sport, aveva una predilezione per le moto. Ed è un lungo bollettino quello di questo weekend sulle strade, anche nel Veronese. 2 le vittime
in comune di Nogara tra sabato sera e domenica a mezzogiorno un 32enne marocchino travolto in scooter e un ragazzo di 20 anni, Patrick Beltramini, morto ieri sulla statale 12 dove ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il terzo incidente mortale in serata a Castelletto di Brenzone sul lago di Garda, dove un ciclista è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo. L'episodio poco dopo le 20, quando nella zona era ormai buio, inutile il tempestivo intervento dell'ambulanza. E poi ancora nel veneziano, quello di Quarto d'Altino non è stato purtroppo l'unico grave incidente del fine settimana. Un volo terrificante di almeno 15 metri giù dall'argine del Livenza. Non è chiaro cosa sia accaduto poco prima della mezzanotte di sabato sera in località La Salute, frazione di San Stino, quando la Mini Cooper S con a bordo 2 giovani, poco più che ventenni, è uscita dalla carreggiata precipitando nella scarpata. Il 15enne alla guida e il 22enne che lo accompagnava, entrambi residenti nella zona, sono stati sbalzati fuori dall'auto durante il volo. Entrambi sono rimasti feriti in maniera seria, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto, oltre all'ambulanza, i vigili del fuoco di Porto Gruaro che hanno prestato i primi soccorsi ai 2 ragazzi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile che stanno accertando la velocità del mezzo negli istanti precedenti all'incidente. L'auto, posta sotto sequestro, è stata recuperata non senza fatica dal personale del soccorso stradale. Ora a Venezia, dove da questa mattina gli autotrasportatori stanno bloccando con i propri mezzi l'ingresso al porto, la protesta per il mancato rinnovo del contratto. Ci aggiorna in diretta Anna Maria Parisi. Anna Maria. Bloccato da questa mattina alle 6:30 il porto di Venezia, qui a Marghera, in entrata e uscita, in via della Volta, in via della Meccanica, oltre un centinaio le persone presenti in rappresentanza dei 50.000 lavoratori del settore, ovvero della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni. Oggi il primo dei 2 giorni di presidio, lo sciopero per chiedere il rinnovo del contratto scaduto da 2 anni, con le contrattazioni ferme a settembre perché le associazioni datoriali volevano rinnovare il contratto togliendo la 14ª, rendendola facoltativa, addirittura togliendo giorni di ferie, ben 2, e dimezzando le trasferte. Con lo sciopero, naturalmente, visti i disagi, con oltre una 50ina di tir fermi in entrata e in uscita qui al porto, come si diceva, malumori da parte degli automobilisti e degli stessi padroncini per i disagi, perché non riescono a tornare a casa e non riescono a svuotare i container fermi. Maggiori dettagli nel corso del TG dell'edizione della sera. Ed è tutto da Marghera. Grazie Anna Maria Parisi. Adesso un incendio che ha quasi completamente distrutto una villetta ad Abano Terme, nel Padovano. Ferito il proprietario. Un uomo è rimasto ustionato in un incendio scoppiato nella sua villetta in via Guido Negri ad Abano Terme. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che però hanno completamente distrutto la cucina, oltre a causare gravi danni al resto della casa. Il ferito, assistito dal personale del SUEM 118, è stato ricoverato in ospedale. Nel rogo è stata coinvolta anche una bombola GPL. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri. Un altro incendio ancora nel Padovano, a Torreglia, non molto distante, che ha rischiato di mandare a fuoco un'intera casa. Un incendio che ha interessato circa 2.500 metri quadrati di bosco ha minacciato di estendersi anche ad una casa in via Mondonego a Torreglia. L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Abano Terme e Padova, che hanno agito assieme al personale del servizio antincendio boschivo regionale e ai volontari della protezione civile di Albignasego, ha evitato il peggio. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica della zona sono durate circa 4 ore. Oltre una 50ina di interventi che ieri hanno impegnato i vigili del fuoco di Belluno, che hanno lavorato nella zona nord della provincia tra Gordino, Comelico e Cadore, dove un fortissimo vento ha creato diversi problemi. Gli interventi hanno riguardato piante e rami pericolanti, scoperchiamento di qualche elemento di copertura dei tetti e dei comignoli. Nella zona di Cortina si è registrato un blackout e la chiusura della strada per Carbonin. Ora torniamo nella Marca. Profughi ammassati, e così la prefettura di Treviso dopo il controllo ha deciso di portarli in altre strutture. Nel Mirino, la villa in via Castellana 5 dove abita un imprenditore con la moglie, gli era stato già intimato di sistemare l'alloggio, i lavori però mai eseguiti.
Davanti alla villa si è fermato un pullman nel quale sono stati fatti salire 24 profughi che erano ospiti nella villa di via Castellana 5. I locali, secondo la prefettura, non sono a norma. All'imprenditore proprietario dell'immobile, che vive fra l'altro lì con la moglie, gli era già stato intimato di sistemare la struttura, lavori che però non sono mai stati eseguiti. Così nei giorni scorsi l'ispezione della prefettura e la decisione di portare gli ospiti in altre strutture della provincia. Non solo, ma l'imprenditore è stato intimato nuovamente di effettuare l'adeguamento del locale dove erano ospiti migranti. Il proprietario rischia di non avere più la possibilità di ospitarne altri. Il prefetto Laura Lega ha voluto ribadire come i controlli siano puntuali sia sui migranti, dai test sanitari alla documentazione, sia sui partecipanti ai bandi di gara per l'accoglienza e alla garanzia. Non solo, ma continueranno tutti i controlli nelle varie strutture dei migranti. Ora torniamo nel veneziano perché c'è una lettera importante recapitata al ministro Del Rio che era in zona, ricorderete, proprio nei giorni scorsi. Servono altri 200 milioni per completare l'opera del Mose. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, torniamo a parlare di Mose perché dopo la visita del Ministro alle Infrastrutture Graziano Del Rio la scorsa settimana è intervenuto agli Stati Generali della Logistica a Nord-Est che si sono svolti all'Arsenale. Ci sono state ulteriori novità. Lui aveva annunciato i soldi per il Mose per completare l'opera, ci sono, oggi invece con una lettera per chiedere ulteriori finanziamenti il Presidente del Provveditorato alle Opere Pubbliche Roberto Linetti ha proprio scritto al Governo per chiedere di ottenere dalla prossima legge finanziaria non solo i 221 milioni di euro che serviranno per completare il Mose, ma ulteriori 200 milioni per garantire la manutenzione della struttura nel corso dei prossimi 3 anni. Tra l'altro proprio il Ministro Del Rio aveva sottolineato come dopo il completamento dell'opera bisognasse attivarsi proprio per capire come occuparsi della manutenzione di questa grande opera. A ciò dovranno aggiungersi altri 80 milioni di euro dal 2021 in poi, quando il sistema dovrebbe appunto andare a regime. L'interlocutore di Linetti è proprio il Ministro Del Rio che, lo ricordiamo nuovamente, all'Arsenale giovedì scorso aveva rassicurato sulle intenzioni del Governo di chiudere la partita e chiuderla bene, e dopo queste sue dichiarazioni la decisione di inviare dunque questa lettera al Governo per chiedere ulteriori finanziamenti proprio per quanto riguarda la manutenzione. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, ovviamente ne parleremo questa sera a partire dalle 19 nel telegiornale di Venezia Mestre. Poi c'è il fronte politico che riguarda Treviso, c'è molta attesa per il Consiglio Comunale di questa sera, di questo pomeriggio, che seguiremo con collegamenti in diretta. Bisogna capire come il sindaco Manildo intende spendere quel bottino di 25 milioni risultato dalla vendita delle quote di Save, poi le tensioni in maggioranza se saranno o meno ricomposte, e una riunione dalla quale potrebbe emergere molto questa sera invece al K3 per i nomi futuri e quindi le candidature a sindaco. Ora ancora la cronaca: ha rischiato la vita ieri sul Grappa un escursionista trevigiano rimasto ferito per un distacco di roccia mentre affrontava una ferrata. L'episodio tra Bassano e Borso, sempre sul Grappa anche lo scontro tra 2 parapendii. Una domenica da dimenticare, quella di ieri sul Grappa, dove Soccorso Alpino e SUEM 118 sono dovuti intervenire per ben 2 volte nel giro di poche ore. L'episodio più grave alle 14:30 sulla ferrata Guzzella tra Bassano e Borso del Grappa. Un escursionista 60enne trevigiano è rimasto gravemente ferito dal distacco di un grosso pezzo di roccia che lo ha travolto. Dietro di lui il figlio e la nuora, che hanno subito dato l'allarme. Solo per un caso fortuito il masso non l'ha colpito alla testa, altrimenti l'esito dell'incidente, avvenuto a un'altitudine di 1500 metri, sarebbe stato tragico. La grossa pietra lo ha colpito alla gamba, fratturandogli tibia e perone. Trovandosi non lontano dalla strada, l'intervento dei soccorritori arrivati con l'elisoccorso è stato tempestivo. Il 60enne si trova ora ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto.
Poco prima delle 13 gli uomini del soccorso alpino erano dovuti intervenire per lo scontro in volo di 2 parapendii nella zona della Costa della Chiesa, coinvolti 2 piloti tedeschi, una ragazza di 25 anni e un 39enne, entrambi di Monaco di Baviera. La giovane è rimasta sospesa tra i rami degli alberi e riportarla a terra non è stato semplice. I 2 se la sono cavata con ferite lievi. Dalle 15 alle 20 multe pagate solo al tabaccaio di via Armistizio a Padova. È l'effetto di quella definita ormai strage di automobilisti per quanto riguarda le sanzioni compiuta dall'autovelox che è stato installato nel comune di Albignasego. Pagherò dalle 15 alle 20 al giorno. Sì, è abbastanza pesante. Un pellegrinaggio dal tabaccaio per pagare la multa. Tra Albignasego, Padova e dintorni, i cittadini fotografati in eccesso di velocità, il limite 70 all'ora dal terribile autovelox all'altezza dell'uscitotto della tangenziale, sono un piccolo esercito che per evitare danni peggiori, appena il tagliando si materializza, corrono a pagare. Gli importi vanno, dal minimo vanno sui 45,50 € che sono quelli per i 5 giorni, entro i 5 giorni, e dopo da lì vanno dai 70 ai 120, 130, poi anche ovviamente tolgono anche i punti sulla patente, quindi per i lavoratori è un bel impegno. Cittadini di tutte le età, lavoratori, studenti, neopatentati, anziani, non risparmia nessuno l'occhio insonne del Velox, che in attesa del gemello sulla corsia opposta forse ambisce a superare il record di 24.000 multe in 6 mesi, fatte nel 2016 in curva Benzic, tutto per la sicurezza dell'automobilista, parola del sindaco di Albignasego. I multati lievitano di giorno in giorno e tra i beccati c'è anche lui, il nostro tabaccaio. Anche lei l'ha presa? Purtroppo sono uno dei tanti che ha preso la multa, sì. Di quanto? È di 45,50 perché l'ho pagata subito. Quindi ha superato il limite di pochissimo? Sì, di 1 chilometro orario, c'è roba che neanche il contachilometri li segna. E quando è arrivata cosa ha pensato? Non posso dirlo. Ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo a parlare della cosiddetta spiaggia fascista e del futuro di Gianni Scarpa, tra poco. La nostra prima edizione, torniamo in diretta, si rimette in gioco Gianni Scarpa dopo l'archiviazione dell'indagine a suo conto per apologia di fascismo. L'ex gestore di Praia Punta Canna Sottomarina infatti nel weekend ha compiuto un sopralluogo in Romagna per cercare un nuovo lido da gestire. 2 grossi stabilimenti a Rimini e Riccione, fa sapere Scarpa, ho ricevuto offerte molto interessanti, sono andato a vedere cosa si può fare anche se non c'è nulla di deciso ancora. Lascia il litorale veneziano il pirata di Sottomarina, quindi dopo mesi di polemiche culminati con la chiusura dell'inchiesta e il licenziamento da parte dei titolari della cosiddetta spiaggia fascista. Comunque i rapporti, dice Scarpa, sono buoni con i ragazzi che sono proprietari dell'area. Torna a scagliarsi contro l'ipermercato che dovrebbe sorgere davanti al castello del Cataio e con parole durissime Vittorio Sgarbi, e il sindaco annuncia una nuova querela. Una cosa è sicura, il sindaco di Due Carrare è uno scemo totale e irriducibile. Questa è l'opinione del critico d'arte che non risparmia nulla al sindaco di Due Carrare sul tema del centro commerciale davanti al castello del Cataio. Il primo cittadino Davide Moro potrà di sicuro replicare a queste parole, noi lo andremo a sentire nei prossimi giorni. Intanto ha già annunciato che dopo la querela presentata questa estate procederà nuovamente contro Sgarbi per le offese. Lo Stato prende una posizione che non può essere in competizione con un piccolo comune dell'Una Carrara di cui tu saresti sindaco. Lo Stato dice una cosa che vale per garantire quello che l'Italia deve essere. Interviene il sottosegretario Giampiero Bocci, il quale boccia l'immondo cesso di progetto. Il critico d'arte torna a scagliarsi contro il centro commerciale, considerato uno scempio ai piedi dei Colli Ugani, e attacca il sindaco di Due Carrare, a suo dire colpevole di non tenere in considerazione le esigenze del territorio, delle associazioni e pure del ministero, che di recente si è espresso rispondendo ad un'interrogazione parlamentare contro il progetto della maxi struttura. Quando fu presentato il progetto nel 2013, dice la sovrintendenza fornendo documenti della propria istruttoria al ministro e al sottosegretario Boccia,
che il progetto di insegnamento commerciale era stato sonoramente bocciato. Quindi già bocciato, lo ripresento, non sarà ancora bocciato, ma questo sembra non passare come se non fosse capitato, come se il sindaco non lo sapesse, come se venisse da un altro paese, da un altro mondo. Intanto anche la minoranza in Consiglio Comunale a Due Carrare ha presentato in municipio il parere di un avvocato, secondo cui l'amministrazione non è obbligata in alcun modo a procedere alla costruzione del centro commerciale. Spostiamoci ora sul Piave, dove si è tenuta una delle ultime vendemmie di quest'anno, tra i filari dove da oltre mezzo secolo maturano le uve di Raboso, dei vendemmiatori davvero speciali. Sono sommeliere, ho fatto quinto anno superiori, ho studiato cucina in sala, sono studiato di sala perché io ho preso una medaglia d'oro del vino. È uno dei vendemmiatori speciali per delle vigne speciali. Siamo a San Michele di Piave, tra i ciottoli del fiume sacro alla patria, dove Giorgio Cecchetto, storico vignaiolo trevigiano, da anni raccoglie le viti di Raboso che qualcun altro spianta per far posto al prosecco. Uve dalla storia unica che Giorgio dedica da anni a questi ragazzi speciali che diventano vignaioli in una grande festa per tutti. Giorgio Cecchetto, più maestro o più allievo con loro? Mi insegnano loro, mi insegnano loro. Comunque è stupendo. Oggi siamo alla fine della stagione, raccogliamo l'ultima uva che è il Raboso. È un'uva buona che quest'anno il Raboso non tradisce mai e speriamo che esca un vino buono. Sicuramente un vino fatto con il cuore questo. Secondo lei questi ragazzi possono avere un inserimento lavorativo? Assolutamente sì, ma guarda che c'è gente qua che sa insegnare a me, ha detto che ha un profumo di ciliegia e di marasca, mi ha detto prima il mosto, e quindi è il descrittore tipico del Raboso. Perché al di là dell'evento la vera notizia è che questi ragazzi proprio con il vino trovano lavoro. Un segnale forte per chi pensa che la diversa abilità significhi assistenza sociale. Una giornata come questa è molto importante perché ci permette di capire innanzitutto le capacità in ambito lavorativo della persona con la sindrome di Down, ma non solo, perché una grande attenzione va data anche al comportamento e all'atteggiamento, che è la prima richiesta da parte dei datori di lavoro. Abbiamo ripassato le regole con i nostri ragazzi e vederle mettere in pratica ci dà proprio degli spunti per poter lavorare poi insieme ai servizi sociosanitari per gli inserimenti lavorativi. Solo qualche istante per ricordarvi il risultato della Reier, poi ne parleremo diffusamente questa sera nei telegiornali a partire dalle 18:30, ancora una vittoria spettacolare, 88-87, quindi più uno soltanto, ma batte a Bologna la Virtus dopo aver recuperato uno svantaggio di 18 punti. Vi ricordiamo ora le trasmissioni, tra pochi istanti c'è Ore 13 insieme a Daniela Gregnanin, si parlerà di povertà, gli ospiti in studio sono Nicolò Rocco, consigliere comunale del Partito Democratico Treviso, il consigliere regionale della Lega Nord Riccardo Barbisan e l'imprenditore di Forza Italia Diego Cancian. Questa sera c'è 20:10, torniamo a discutere di attualità tra Rosatellum e Autonomia con il parlamentare di Forza Italia, l'onorevole Roberto Caon, e il segretario della CGIL di Treviso, Giacomo Vendrame. È tutto, adesso spazio al meteo. Grazie, buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, la settimana inizierà ancora con tanto sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento su tutta la regione, con cieli in prevalenza sereni. Qualche nube sparsa potrà invece interessare il Vicentino e il Veronese, ma senza precipitazioni associate. Le temperature massime risultano essere in lieve calo, saranno infatti comprese tra i 13 e i 18 gradi, minime tra 5 e 10 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, tutto sole con cielo pressoché sereno e senza alcun disturbo da segnalare. Temperature massime in ulteriore calo, comprese oggi tra i 14 e i 16 gradi, le minime invece oscilleranno tra i 5 e i 7 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, più nubi sui confini alpini alto-attesini, ma senza piogge degne di nota, ampiamente soleggiato altrove. Temperature massime in calo, comprese tra i 17 e i 18 gradi, minime tra i 2 e i 4 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti moderati orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin.
Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.